grande pedalatori Aido. Facciamolo anche un applauso al loro arrivo, accogliamoli con tutti gli onori del caso. Questa è una piacevole consuetudine che si ripete di tutti gli arrivi in tappa. Non a caso indossano la maglia della classifica combinata, che è quella di RCS Sport Foraio. Eccoli che stanno arrivando, facciamo l'applauso a questi due pedalatori. Eccoli qua, fatica terminata anche per oggi. Walter Donadoni, lui ha la storia diciamo abbastanza recente per quanto riguarda la donazione, lascio la parola a lui per raccontarcela. Buongiorno a tutti, sono Walter, ho 57 anni, sono trapiantato di cuore da 3 anni e 5 mesi. Grazie, dico grazie a voi, a RCS, grazie a Naido che mi date la possibilità di testimoniare che con un semplice sì si può cambiare la vita di tante persone che purtroppo non avrebbero avuto un'altra possibilità di una seconda vita e di praticare tutto quello che facevo prima e soprattutto uno sport che a me è tanto amato, che è il ciclismo. Voi li chiamate angeli, quelli da cui ricevete gli organi, e non è a caso, mi sembra che la definizione sia perfetta. Accanto a Walter la signora Tiziana, che è una volontaria. No signora, no, non monte, non si preoccupi. Allora, provo a raccontarla io la sua storia. Lei è una volontaria dell'Aido, però anche all'interno della sua famiglia c'è una storia importante. Lo posso dire? Sì. La sorella della signora ha donato il cuore, quindi non è una persona che ha ricevuto direttamente